Sull'ordine dei lavori. Grazie Presidente. Guardi, io non posso che unirmi alle considerazioni fatte dai colleghi capogruppo di centrodestra, anche se la cosa mi sorprende fino a un certo punto, perché vede, già la maggioranza aveva forzato sullo stato di emergenza facendo passare surrettiziamente una richiesta del Parlamento di proroga quando qui invece si discuteva d'altro, si discuteva di un DPCM che prevedeva l'obbligo delle mascherine all'aperto in presenza di terzi. Ma la cosa non mi sorprende perché del resto siamo di fronte alla maggioranza che aveva parlato già in passato di istituzionalizzare i delatori da balcone con gli assistenti civici, siamo di fronte alla maggioranza che ha autorizzato il Trojan nei cellulari di tutti per poterci tutti quanti spiare, siamo di fronte alla maggioranza che la deriva autoritaria l'ha messa in campo nei fatti, non soltanto nelle parole, e quindi il fatto che siano emerse delle indiscrezioni sulla possibilità che il nuovo DPCM prevedesse addirittura la possibilità di un controllo dell'autorità di sicurezza all'interno dei domicili delle persone per controllare quanti parenti si è invitato, quanti vicini di casa o quanti amici, non è qualcosa da prendere sotto gamba. E il fatto che quell'indiscrezione poi non sia stata completamente cancellata, come dovrebbe essere in un paese dove vige il buonsenso, dove vige lo Stato di diritto, ma che quella indiscrezione sia diventata addirittura una raccomandazione, qualcuno poi mi deve dare il valore giuridico di raccomandazione. Cosa vuol dire? Lo posso invitare il nonno a casa o non posso? Se ho più di 3 o 4 figli li posso invitare o no? Cosa vuol dire? Incorro in sanzioni, incorro in multe, il delatore da balcone mi fa la foto e la manda alla psicopolizia e mi vengono ad arrestare. Cosa significa tutto questo? Ora vorremmo, anche noi, che come sullo stato di emergenza, anche su questo tema il Presidente Conte venisse in aula e ci spiegasse dove vuole andare al governo, per quanto tempo ancora questo stato di emergenza verrà utilizzato per limitare i diritti fondamentali dei cittadini e soprattutto verrà fatto senza un confronto franco, leale e costituzionalmente garantito col Parlamento. Grazie. Grazie.